incomprensibile il motivo per cui nella Marca Trevigiana, la provincia più colpita in Veneto dal contagio, sia stata identificata solo una struttura alberghiera Covid Hotel fra le 16 definite a livello regionale. Ad affermarlo è la CGIL, secondo cui la riconversione delle strutture ricettive non solo può alleggerire i nuclei che vivono la difficoltà del contagio in casa, ma anche far ripartire l'attività alberghiera e il suo indotto. Al momento risulta solo Villa Fiorita a Monastier nell'elenco della regione. In paese la notizia divide. Mi fa piacere per i titolari, perché sinceramente dopo un anno che l'attività è chiusa effettivamente va bene, però non so. Veder portare gente che potrebbe essere positiva per me non è una buona iniziativa. Ovviamente anche loro devono vivere, però non mi sembra una buona iniziativa per noi commercianti. Se aiuti sono d'accordo. Sì, va bene, anche io sono d'accordo, sì. Se è una cosa utile che serve alla popolazione, a tutti quanti, insomma, ben venga. Non vedo problemi per la cittadinanza, che soprattutto è quello l'interesse mio, insomma, è quello di proteggere appunto la cittadinanza, però non ci vedo assolutamente nessun tipo di problema. E per la struttura, credo sia la struttura anche che ha adeguati spazi larghi, insomma, e quindi può dare veramente risposta a questo problema che emerge adesso, insomma, sempre se ce ne sarà la necessità. E poi c'è l'aspetto economico che non va dimenticato. Credo sia anche una temporanea attività che viene comunque, cioè qui c'è domanda e offerta che si incrociano, c'è la necessità di trovare degli spazi adeguati e c'è una struttura ferma appunto che è in sofferenza, quindi la vedo una cosa positiva.